Anche noi facciamo come alcune testate, rivolgiamo 10 domande. Parliamo dell'incidente di Levada dell'altra sera, di cui nessuno ha parlato tranne noi. Ringrazio il telespettatore Stefano Zanetti che mi ha ispirato stamani. Allora, la prima, chi ha realizzato un incrocio così pericoloso? Vogliamo sapere il nome di questa persona. La seconda, di chi sono realmente le competenze su quell'incrocio? La terza, è vero che lo stop è nel territorio di Portogruaro, non a Concordia? Se sì, perché l'organo territoriale non scrive una lettera di disappunto all'ANAS? Quante persone dovranno morire e ferirsi in quell'incrocio perché qualcuno intervenga? Perché il mondo della politica, e qui mi rivolgo al nostro assessore regionale, non si è mai mosso per mettere in sicurezza questo incrocio? E ancora, quanto tempo dovremo aspettare affinché si riunisca un tavolo tecnico per risolvere il problema? La nostra classe politica e l'ANAS sanno che gli interventi di pompieri e ambulanze gravano sulle spese della nostra collettività? In conferenza dei sindaci si parla di sicurezza stradale? Tra sindaci ci si parla nel Veneto orientale oppure ognuno va per la sua strada non perché facciano parte di partiti diversi bensì di correnti diverse all'interno dello stesso partito? Speriamo di avere al più presto la risposta a tutte e 10 queste domande. Grazie.